No, I'm not a writer. Allora ragazzo, bellissima sosta. Allora guarda, ti fermi qua, c'è quella grotta che adesso andiamo a rompere la quiete. E vabbè, qua non mi dice il paese dove siamo, però se cerchi magari su Google Maps, bar Cluse, cioè roba da bere fredda e cibo dentro la fortezza. Ecco, sì. Mentre qui i zingari, ma dopo i zingari va via, noi chi sta qua? È sintetico perché la batteria della GoPro è quasi finita. Qui siamo a Cluse, no dai, siamo qua dove c'è il dito, no? Trodonjava Cluse, vedi, ho fatto detto giusto, siamo a Cluse, ecco. Vedi tu? E mi so. Cacchio, sta camminata qua, questi due percorsi, uno 5 ore e uno 2 ore. No vabbè, io volevo giusto fermarmi, bello però, guarda qua, in bici no. Però... senti l'eco, adesso viene fuori l'orso e mi incua. Permesso, poi aspetta, ho la torcia. Ehi, chi che è là? No, deve essere il rumore, la torcia non fa un cazzo, il rumore del coso, dell'acqua che cade. È suggestivo perché è buio questo. Zingani, là dentro veda coschelè. Dopo sei tutto a posto, vai neanche a me. Vedi, dal manuale del piccolo zingano, praticamente quando devi esplorare un posto e non sei sicuro, convinci gli altri ad andare avanti, no? E dopo sei tutto a posto. Senti che ecco. Senti, dopo sei tu. No, dai, ne va altri! Dai, che magari è l'orso! Senti che roba, senti che suoni. Ma no, senti che suoni tetri. Ma che Igor? Allora, senti che roba? No, che ci vengono a fare le cose brutte qua. Che cose brutte? Cacca. E ciò, qua dentro viene cagare. Ah sì, i slavi tende a cagare dentro le grotte, è vero? No, anche che a volte il coso che sendai che sa trovare la merda là dentro, ti ricordi tu? A Tulminska. Signori slavi, adesso non so chi me lo può tradurre in slavo sta roba, se un fia spazzoni, Dai, no, come voglio, se un fia spazzoni, e non si può. Sì, adesso non magari il fan slavo, però insomma, qui chi fa cacca qua dentro io un fia spazzoni, dai, che schifo, porca troia, guarda che gli adesso in diretta, non stai, Uccio che qua il cuore, guarda come che cuore. Yahoo! Wow! Che figo! C'è anche le panchine panoramiche, bellissimo! Bello! Gli s'acciava un tronco, vedi tu? E pusa schiena. Però è bello. Io adesso volevo vedere se si può andare dentro per andare a arrampicarsi su, no? Che c'è la scaletta dall'alto del fortino. Vedi che anche qua c'è roba. Ah, la trincea, vedi? Con i buchi per sparare, vedi? Vari i teenager che se fai i selfie, vai! Ma non si può, io penso ancora ad essere teenager, io ormai anni do teenager per gamba. A parte i scherzi, andiamo a vedere la trincea, no? Vediamo anche che vista che avevano, cioè su cosa puntavano, perché da dove cacchio venivano su quelli che dovevano attaccare dal wild, guarda, c'è anche il fiume che separa, ce l'hanno fatta qua, ci avranno avuto i suoi motivi. Permesso, vediamo, che roba. Pensa tu, guarda che roba, cavolo facciano arrampicarsi qua, wow, un super fortino qua, cazzo la miseria. In più ne abbiamo un altro, prima del confine volevamo fare una piccola sosta al lago di Predil, tornando indietro, vedete assaggi là, ma come per dire, ma che tono è voseo, ma io ho il tono da tipo da documentario o le devo parlare con gli altri? No, era il tono da documentario. E prima del lago di Predil, arrivando alla Slovenia, anche lì c'è un altro bello, ora sotto, un altro forte anche lì. Adesso siamo risbucati di qua, però secondo me è chiuso, infatti deve essere tipo visite guidate ogni volta, è sempre da guidare che altri. Ah sì, tutti i giorni alle 9 alle 20, maggio, ottobre o sobota, dalle 10 alle 17, maggio, ottobre, sì, che casino, io ho mal di testa, fai prima a far così,
no, le sarà. Cazzo che portone. Vabbè, le salite si sono fatte interessanti. Noi siamo in seconda, la terza non c'è verso e c'è un po' di sbriccio per terra, vabbè, dai. Adesso fra un po' potresti percepire, oltre all'odio magari delle macchine dietro, anche l'odio dei zingari, perché adesso dovrebbe esserci un tornantino. Mi ricorda un po' la strada, e infatti siamo magari un po' ai piedi, diciamo, beh oddio, neanche tanto ai piedi, è ripida, però siamo comunque nel Triglav, cioè ne facciamo poco, ma siamo dentro il Triglav. Oh, comunque guarda che non sto scherzando, adesso non ti faccio vedere perché sto guidando, ma era talmente ripido che la retrocamera, che ha il sensore probabilmente di coso là, di dritto e storto, si capovolgeva. Poi sentito un'autovettura CP e va a vedere, va a controllare tutto. Ma sì, ma lasciali lì anche loro, dai, su, starà sempre ogni volta. CP contro Tavano. Chi ha vinto, Emmy? Tu o il Tavano? Brutto Tavano. Ti prendo e ti do una sgnappata nelle chiappe, vero Emmy? Anche dopo il Tavano ti punge, devi stare attenta. Per la rubrica il CP dai 1000 VC, oggi abbiamo il campo. CP, come procede la battaglia contro i Tavani? L'avevamo quasi preso quel brutto Tavano. CP, che un po' mi dispiace per te, ma è il tappetino tuo qua, è comodo, è proprio comodo il tuo tappetino qua. Perché dica, per chi non sa, questo è un tappetino refrigerante che dentro ha una specie di gel, diciamo che per reazione chimica quando lo schiacci, ci vai su di peso, crea del fresco, senza bisogno di metterci dentro acqua, ghiaccio, metterlo in frigo, cose del genere, no, basta proprio solo usarlo. Per ritornare a far fresco basta che ti alzi, lo lasci là 10 secondi che si risistema e poi ti ributti su. Dica CP, è un bel tappetino, Chissà che l'ha visto sto CP, Cosa hai visto CP? Hai visto le cose da CP, da CP. Beh dai, forse non ho fatto neanche tanto casino con i numeri dei video della GoPro. Comunque adesso chiudo qua e alla prossima puntata un posto bellissimo, il biotopo dell'acqua caduta, molto molto bello.